Maltempo, allerta arancione, prime acquazzoni grandinate da Trevigiano, Bellunese e Vicentino, ma senza situazione di emergenza attesa per le prossime ore, occhi puntati anche sulla frana San Vito di Cadore. Tragedia sfiorata nella notte resana, auto con a bordo 4 ventenni esce di strada e abbatte un palo della luce, bilancio miracoloso, 2 feriti lievi, poco dopo un altro schianto a San Biagio di Callalta. Un anno dalla morte di Alex Marangon nel giorno dell'abbazia di Vidor, genitori e amici insieme in un evento a Bonisiolo per ricordare chi era il 25enne di Marcon. Regionali, il meglio soli che male accompagnati di Mario Conte di fronte alla platea leghista di ieri non è passato inosservato, lapidario il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia De Carlo. Apprensione tra i vivaisti della Castellana, verifiche della regione sulla presenza di un insetto altamente infestante che potrebbe imporre una quarantena a tutte le coltivazioni della zona. Ospiti e ragazzi insieme a giocare a pallavolo nell'ambito del progetto che porta lo sport all'interno della residenza per anziani Umberto I di Montebelluna. Il Casanova di Red Canzian sul palco di Piazza San Marco, l'opera pop del cantante trevigiano bassista dei Pooh ha riportato il pubblico alla Venezia del Settecento. Oggi Treviso è città turistica, ma 40 anni fa la situazione era molto diversa. Dal nostro archivio storico le immagini di un capoluogo che non credeva molto al traino del settore oggi principale dell'economia del Veneto. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso. Allora, come avete visto nei titoli, facciamo un primo aggiornamento della situazione del maltempo nella Marca e in Veneto in generale. Come sapete, l'allerta della Protezione Civile regionale è passata da gialla ad arancione nel nostro territorio anche in queste e anche nelle prossime ore. Vi diciamo intanto cosa è successo fino ad ora. A partire dalle 12 circa le prime precipitazioni tra Bellunese e parte nord-orientale delle Prealpi Vicentine con fenomeni a carattere di rovescio e temporale, e si sono registrati almeno fino alle 5:30 48 mm di pioggia a Longarone come esito massimo di pioggia. Poi nelle ore successive rovesci sparsi tra il Vicentino nord-orientale e il Bellunese meridionale, un temporale piuttosto intenso che si è formato nelle scorse ore sulle zone pedemontane tra Bassano ed Asolo e con tendenza a estendersi poi verso nord-est. Cosa sta succedendo adesso e cosa si prevede fino alle 21? Un aumento della instabilità con crescenti probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi in spostamento da ovest-sud-ovest a est-nord-est che potranno formarsi direttamente sulla regione e verso fine periodo arrivare dalla Lombardia per l'avvicinamento di un vasto sistema temporalesco proveniente da ovest e quindi locali fenomeni nelle prossime ore di forte intensità, rovesci, raffiche di vento e grandinate in arrivo con il maltempo della Lombardia. Cosa accadrà nelle prossime ore? Probabili e diffusi rovesci e temporali anche per l'ingresso di sistema temporalesco, come dicevamo, dalla Lombardia, con fenomeni anche di forte intensità. Le precipitazioni attese nelle prossime ore potranno determinare incrementi dei livelli idrometrici della rete idrografica secondaria regionale. Al momento non si sono registrate segnalazioni o richieste di supporto alla sala operativa regionale ed effetti al suolo, ma vi diciamo in questo momento che proprio una notizia di poco fa di ANAS, un comunicato di ANAS che dice che sulla statale 51 di Alemagna il tratto è stato chiuso un tratto di Alemagna in entrambe le direzioni dal chilometro 20.300 al chilometro 21.800 a Vittorio Veneto a causa delle forti piogge in corso. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Quindi in questo momento c'è un tratto di Alemagna chiuso a Vittorio Veneto a causa delle forti piogge in corso. Quindi è un sistema, è una situazione in costante evoluzione. Al momento non si sono registrati particolari criticità, a parte questa chiusura del tratto di Alemagna, come dice ANAS, a Vittorio Veneto per le forti piogge, ma è una situazione in costante evoluzione e quindi
vi terremo ovviamente aggiornati. L'allerta resta dunque arancione anche nelle prossime ore, quindi è previsto ovviamente un peggioramento ulteriore del maltempo nella nottata e anche nelle prime ore del mattino. Veniamo invece a quello che è successo la scorsa notte della Marca trevigiana con due incidenti. Il primo, il più impressionante, quella fuoriuscita autonoma che ha visto protagonisti 4 ragazzi tra i 20 e i 25 anni a Resana. Poco prima delle 2 la vettura uscita di strada e ha abbattuto un palo della illuminazione pubblica prima di fermarsi, come vedete nelle immagini evidenti, insomma, dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti appunto i vigili del fuoco di Castelfranco, i carabinieri e il SUEM. Il bilancio è miracoloso, 2 feriti lievi che sono poi usciti anche autonomamente dal veicolo. 2 ore più tardi a San Biagio di Callalta, e questa è l'immagine cui fa riferimento la foto dei vigili del fuoco, uno scontro invece tra 2 auto a San Biagio di Callalta, anche in questo caso 2 feriti lievi, fortunatamente. Fra poco torneremo alla cronaca, prima però c'è anche la politica, perché torniamo a parlare del summit degli oltre 450 amministratori e sindaci leghisti ieri a Santa Caterina, dove Salvini e Stefani, lo abbiamo raccontato ieri, hanno frenato le velleità di una corsa solitaria del Carroccio, anche se il tema, l'obiettivo è quello della continuità regionale, ma quel meglio soli che male accompagnati pronunciato da Mario Conte di fronte alla platea leghista non è ovviamente passato inosservato. Il commento lapidario di oggi è del coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. È buona come frase per strappare degli applausi, è una frase meno buona per governare ed approcciarsi ai tavoli, però ai tavoli ci viene Alberto Stefani e ci viene il direttivo regionale, quindi mi preoccupa relativamente, anzi non mi tange. Si dice tranquillo il numero 1 dei meloniani in Veneto, ma è chiaro che un certo fastidio serpeggia tra le file di Fratelli d'Italia. Quel meglio soli che male accompagnati in chiave regionali pronunciato da Mario Conte dal palco di Santa Caterina, con applauso dei leghisti annesso, non è certo passato inosservato. Anche se De Carlo è lapidario nel declassare il peso specifico del sindaco di Treviso, nonostante il seguito del primo cittadino e presidente di ANCI Veneto. È una frase facile da dire in un momento come questo, chi invece ha ruoli di responsabilità sa che non è propriamente così, perché da soli non si vince, né che uno si chiami Lega, né che uno si chiami Fratelli d'Italia, tantomeno uno che si chiami Forza Italia. Che qualcuno voglia aizzare la folla per strappare qualche applauso ci sta, soprattutto quando non riveste ruoli apicali, è normale lo si faccia. Chi invece riveste ruoli apicali è chiamato, come sottoscritto, come Alberto o come altri, ad avere una visione un po' più, diciamo così, pragmatica. Come dire, io tratto con Alberto Stefani, con il quale il dialogo resta su un altro livello. Io ho apprezzato le parole del segretario Stefani, come sempre persona equilibrata che deve tenere un po' anche lui i fili di una base che magari, come è normale, pensa e vuole dare continuità al governo di centrodestra con un leader della Lega, e invece chi sa che queste questioni saranno trattate non solo in un'ottica generale ma anche tenendo conto dei risultati elettorali degli ultimi anni. Insomma, Fratelli d'Italia ribadisce la partita per la guida di Palazzo Balbi è apertissima ed è questo in fondo il problema nel centrodestra. Un nome serve e la Lega lo vorrebbe entro la fine di luglio, ma per De Carlo è più probabile che si attenda ancora. Cerchiamo di vedere quando, è chiaro che se si decide di votare ad ottobre il nome dovrà essere fatto prima di settembre. Se la data, come se parrebbe trapelare in via ufficiosa, potrebbe essere la metà di novembre, è chiaro che sicuramente per i primi di settembre bisognerà avere un candidato. E poi c'è l'altro alleato, perché è altrettanto vero che il bersaglio leghista in queste settimane ha più il colore azzurro di Forza Italia, uno scontro che secondo i meloniani va chiuso al più presto. Noi auspichiamo che i nostri alleati vengano entrambi a più miti consigli e che non esistano attacchi di questo tipo, ma anche che esista una collaborazione diversa, ma credo che siano solo questioni irrilevanti al fine del presentare un programma condiviso, una candidatura unica. Quindi credo che quando poi ci siederemo a un tavolo e quando poi tutti assieme remeremo nella stessa direzione non vi saranno più né screzi né altro. Al momento credo che tutti possano riconoscere una posizione di signorilità da parte di Fratelli d'Italia tutta.
Torniamo alla cronaca, soltanto ieri vi abbiamo raccontato di una tragedia sfiorata nel Piave con un 53enne albanese che è stato salvato per miracolo, era un malore in acqua proprio a Fagarè di San Biagio di Callalte. Ebbene, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, un 31enne cittadino marocchino a causa di alcuni correnti ha rischiato di annegare perché non riusciva a tornare a riva a Nervesa della Battaglia, sempre sul Piave. È stato però salvato fortunatamente, trascinato sul greto del fiume grazie all'aiuto di alcuni bagnanti e portato in ospedale a Montebelluna, fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Cornuda e il SUEM 118, quindi un'altra tragedia sfiorata sul Piave nonostante i continui appelli dei sindaci. Questa volta un 31enne marocchino salvato appunto a Nervesa della Battaglia. Il suo corpo fu trovato sul Piave, ma non era una situazione, un incidente semplice, perché è da un anno che i genitori chiedono verità sulla morte di Alex Marangon, con un'inchiesta in corso, il giallo di Vidor. Ebbene, a un anno da quella morte i genitori, mamma e papà e gli amici di Alex Marangon si sono ritrovati nel pomeriggio a Bonisiolo di Mogliano Veneto per ricordare chi era il 25enne di Marconi e chiedere ancora una volta la verità sulla sua fine. Per noi a Bonisiolo c'erano Anna Maria Parisi e Francesca Pezzo. Un picnic per ricordare Alex Marangon, che naturalmente con i genitori Sabrina Bosson e Luca Marangon non ha bisogno di essere ricordato, ma ad un anno di distanza il picnic, che inizialmente si sarebbe dovuto tenere a Mestre a San Giuliano, si è deciso per le previsioni avverse del maltempo di tenerlo agli impianti sportivi di Bonisiolo, dove ci troviamo. Sabrina, com'è nata questa idea e perché proprio in questa giornata? L'idea era di ricordarlo, di ricordare l'anno che Alex non c'è più. E abbiamo deciso di spostarlo al weekend dopo, perché il 30 era di lunedì. Comunque per me non cambia niente, che sia il 30, che sia l'1, che sia il 2, che sia il 3. È giusto ricordarlo tutti i giorni. E comunque abbiamo scelto questo weekend così per ricordarlo, perché Alex avevo letto anche su un diario che scriveva: voglio che la mia vita valga la pena di essere ricordata, e questo noi lo faremo, è giusto farlo. E adesso ci addentriamo, andiamo verso l'interno, dove comunque era quello che quando veniva a casa diceva ci troviamo tutti, andiamo a mangiare una pizza, andiamo con gli amici, quindi è giusto ogni tanto ritrovarci tutti, sarebbe contento. Sabrina, nel frattempo vediamo anche nella maglia che stai indossando, una maglia arancione con una frase che ha scritto Alex. Sì, è scritta su un diario Alex, noi l'abbiamo riportata. Facciamola vedere anche ai telespettatori. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. E dietro la tua maglietta c'è la foto di Alex. Ecco, abbiamo visto anche entrando Alex per Verità per Alex. Verità per Alex, perché comunque non c'è ancora una verità per Alex. Comunque c'è ancora omertà e nessuno vuole esprimersi, stanno tutti zitti, come io ho sempre detto. E non lo so se mai verrà fuori la verità. Io spero di sì, però io sono sempre quella ottimista. Amava troppo la vita per suicidarsi. Possono dire quello che vogliono, noi Alex lo conoscevamo bene e aveva un sacco di progetti sia per l'estate scorsa e sia per il futuro, tant'è che aveva ancora un'auto in Nuova Zelanda intestata a lui stesso.
si era appena fatto arrivare un sacco di strumenti che possiamo anche vederli qua. Ecco, vediamo gli strumenti di Alex, tra l'altro uno era arrivato da poco dal... Sì, ma tutti e tre sono recentissimi. Questo qua se l'era fatto, è un handpan o tamburo armonico, se l'era fatto personalizzare direttamente dall'Inghilterra, non so quanto gli sia costato, so che era arrivata la fattura dello sdoganamento poco fa, ancora l'anno scorso, dopo che era... Vabbè. E poi c'è il tamburo sciamanico. Il tamburo sciamanico, che questo sinceramente non l'ho neanche mai visto suonare da Alex, perché era proprio fresco, appena arrivato a maggio. Personalizzato con l'albero della vita. Sì. E poi qui cosa abbiamo? È l'ukulele. Questo qua si stava dilettando a strimpellare, so che suonava una canzone di Metallica, una dei Linkin Park, era la sua passione. Viaggi, musica, stare in compagnia, quindi niente facesse pensare al suicidio. Esatto. A proposito di viaggi, adesso vediamo un sacco di foto di tanta gente che ha conosciuto e direttamente o indirettamente Alex, e che ha portato con sé nel corso di quest'anno la foto di Alex in tutti i viaggi. Parenti, conoscenti che hanno portato la foto nei loro viaggi, ricordando Alex in giro per il mondo. Alex continua a vivere in giro per il mondo grazie alle persone. Viaggia con loro, con noi. Ecco, quindi questo picnic per ricordare naturalmente Alex e per chiedere verità per Alex. Verità per Alex è la frase, insomma, che da un anno i genitori portano avanti come richiesta. Cambiamo argomento, c'è apprensione tra gli agricoltori e i vivaisti della zona castellana. Il servizio fitosanitario regionale sta infatti eseguendo delle verifiche sulla presenza di un insetto altamente infestante che potrebbe imporre anche una quarantena a tutte le coltivazioni della zona. È soprannominato il coleottero devastatore. È la Popilla japonica e un esemplare sarebbe stato individuato e catturato nella zona di Riese X. A darne notizia il bollettino fitosanitario del Condifesa, che sottolinea la voracità e la diffusione infestante dell'insetto. Infatti è un coleottero giapponese, uno scarabeo giapponese, che si è presentato a Riese X e quindi, essendo un insetto da quarantena, c'è l'obbligo di segnalarlo subito al servizio fitosanitario. Vale a dire che, qualora fosse confermata la presenza dopo il prelievo fatto dai tecnici della Regione Veneto, per 40 giorni non sarebbero ammessi spostamenti arborei o arbustivi da tutta l'area in un raggio di 10 km dal punto di ritrovamento, con inevitabili ripercussioni per tutto il comparto florovivaistico di Loria. Del resto, la diffusione incontrollata del coleottero metterebbe a rischio quasi tutte le produzioni agricole della Marca. Prosegue in testa. Perché è un insetto che devasta, indubbiamente, è un grande masticatore, una grande forchetta, piacciono addirittura 200 specie di piante vegetali, e quindi tutto ciò che trova lui si ciba. E in particolare in queste zone qui? In queste zone qui cosa che trova? Trova la vite e basta, che sia prosecco, pinot, quello che è, a lui non interessa. L'importante è che sia appunto una parte vegetale, lui si nutre foglie, fiori e frutta, tutto ciò che riesce a mandare in digestione lui lo compie. Toccherà alla Regione, qualora fosse confermata la presenza, stabilire metodi e modi di intervento, contando che più tempo passa, più i coleotteri si moltiplicano. Dobbiamo pensare a popolazioni, quindi parliamo di migliaia di insetti, migliaia di coleotteri che volano e si spostano come popolazione da un luogo all'altro, in continuo. Devono trovare dove mangiare. Da un animale, un insetto in questo caso che fa paura, alla paura per gli animali abbandonati, una piaga che tristemente si ripete ogni anno in estate, come sapete, ma che dall'inizio di questo mese può costare davvero molto cara. È stata approvata infatti la legge contro il maltrattamento degli animali. A spiegare cosa cambia è uno dei veterinari consulenti del Tribunale di Treviso. Da questo mese commettere reati contro gli animali può costare veramente caro. Lo ricorda Diego Cattarossi, volto noto tra i veterinari della Marca e consulente tecnico ufficiale del Tribunale, oltre ad essere responsabile dell'acquario di Jesolo e docente dell'Università di Parma nella specializzazione in animali da compagnia. Dal 1 luglio è in vigore una nuova legge che aumenta la protezione degli animali. Riguarda tutti gli animali da compagnia, da affezione
ma anche animali d'allevamento, e va a inasprire le pene per tutti coloro che facciano maltrattamento verso gli animali. Divieto assoluto di tenere un cane a catena, con sanzioni da 500 a 5.000 euro, dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione per il maltrattamento di animali come le tratte illegali di cuccioli, da tempo denunciate da Catarossi, che lancia un monito a certi negozianti. Parliamo di cani di razza che riescono a entrare sul mercato a metà del prezzo di quello che può garantire un allevatore serio che li allevi in Italia e che controlli per tutte le malattie. Oggi questo è inasprito e i commercianti che trattino in maniera incivile questi poveri cuccioli possono avere il ritiro della licenza dalla vendita degli animali. Che vengono tutti tutelati, quindi non solo cani e gatti. Chi uccide un animale rischierà fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa, sempre abbinata. Chi li maltratta davanti a minori avrà un aumento di 1/3 della pena, cosa che si ripete anche per mettere un filmato diffuso in rete. Poi si inaspriscono tutte le altre pene per chi commette reati ai danni degli animali. Ma forse l'aspetto più importante della legge è che lo Stato italiano non considera più gli animali come cose. Si dà finalmente a tutti gli animali la definizione di esseri senzienti, di creature capaci di sentimenti e di ragionamento. Un rispetto degli animali sempre più sentito dai cittadini, con qualche eccezione che va segnalata proprio perché non si possa ripetere. Sono i medici veterinari pubblici delle ASL gli unici che possono, insieme e accompagnati dalle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia locale, andare dalla persona che è stata segnalata, individuare se vi siano gli estremi per un maltrattamento e a quel punto applicare questa nuova legge, la legge Brambilla, che è veramente molto severa per tutti coloro che commettono il reato, perché non si parla di illecito, ma il reato penale di maltrattamento verso gli animali. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il nostro telegiornale, che si fosse perso l'inizio del nostro telegiornale, vi ricordo il maltempo con l'allerta arancione, fino a questo momento situazioni di acquazzoni e di grandinate senza criticità particolari, ma la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore. Vi facciamo vedere un'immagine di grandi e di medie dimensioni nella zona di Bassano Est. Vi ricordo anche che, come avevamo detto all'inizio del nostro telegiornale, la strada statale 51 di Alemagna è chiusa nel tratto chilometro 20,300 a chilometro 21,800 a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, a causa delle forti piogge in corso. Sul posto squadre ANAS e forze dell'ordine per gestire la viabilità, quindi una chiusura precauzionale per le forti piogge in corso a Vittorio Veneto, tratto di Vittorio Veneto della 51 di Alemagna. Ulteriori aggiornamenti poi nel proseguo del TG. Adesso invece parliamo dei giovani impegnati nel servizio civile universale. Sono 180 i giovani dai 18 ai 28 anni che hanno scelto di svolgere un anno di servizio in uno tra i 130 enti coinvolti, 90 comuni, 24 associazioni o cooperative, 16 altri enti con 21 progetti anche nel Bellunese. Si tratta per questi ragazzi di una scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita a servizio della comunità per promuovere la solidarietà, l'educazione, la costruzione della pace, la tutela dell'ambiente e la promozione della cultura. Ho scelto il servizio civile perché mi interessava come esperienza, avendo studiato all'università volevo anche aprirmi un po' le porte in altri ambiti e quindi ho scelto questo percorso. E spero che il servizio civile sia un'esperienza che mi accresca da un punto di vista professionale e personale. Queste sono le mie aspettative, le mie speranze. Il servizio civile universale consiste in 12 mesi di volontariato per un totale di 1145 ore, delle quali 110 sono di formazione. È un'occasione sicuramente di crescita per loro, ma anche per noi amministratori. E poi soprattutto è l'occasione per far vedere alla gente e alla cittadinanza di quanti giovani volenterosi e di quanti
quanto belli siano i nostri giovani, a fronte magari di una minoranza che non si comporta propriamente bene, per cui questo è un inno alla bella gioventù. E questi sono ragazzi che fanno la loro prima esperienza di impegno sociale e che li apre alla nuova vita anche futura di impegno generale. Poi per quest'anno per la prima volta abbiamo anche un volontario di servizio civile nel nostro ente provincia. È stato un bel momento di incontro tra i propri sindaci e i volontari in questa esperienza di un anno dove avranno 140 ore di formazione, dove i ragazzi avranno l'opportunità di formarsi, ma un'annualità per lavorare insieme alle loro comunità e sentirsi dei cittadini attivi all'interno delle loro comunità. Il servizio civile universale trevigiano garantisce una riserva del 15% nei concorsi pubblici, la possibilità di un tutoraggio lavorativo e quella di estendere l'esperienza all'estero grazie a Erasmus. Soddisfatti i ragazzi che questa esperienza l'hanno già fatta. È un'esperienza che regala molto in termini di personalità, di crescita personale e sicuramente anche di acquisizione di nuove competenze. A proposito di bella gioventù, vediamo i ragazzi e le ragazze che si sono ritrovati alla residenza per anziani Umberto I di Montebelluna con gli ospiti della residenza per giocare a volley. Lo sport entra ancora una volta alla residenza per anziani Umberto I e lo fa grazie alle ragazze e ai ragazzi del Montebelluna Volley nell'ambito del progetto Sport a tutte le età, che per gli ospiti della struttura significa non solo svago ma promozione del movimento, della memoria e della socialità. In primavera la prima parte del percorso con 3 allenamenti speciali, ora nell'ambito del Monte Volley Summer Camp, un nuovo appuntamento con gli alunni delle scuole primarie e medie, 18 quelli che hanno giocato con gli anziani nello spazio centrale del centro diurno, l'Agora. Siamo fieri ed orgogliosi per condividere momenti di festa e di integrazione tra generazioni, anziani e bambini, sempre all'insegna del benessere dei nostri residenti e dei nostri utenti. In campo per la partita di avvio dell'attività con un pallone morbido in spugna la squadra del sindaco Adalberto Bordin. Un incontro tra 2 generazioni, i residenti che vivono quotidianamente la realtà montebellunese, perché questa non è una struttura impermeabile e autoreferenziale, ma anche un dialogo con le giovani generazioni. Abbiamo tantissimi giovani, anche oggi qui la Montevolley, che ringraziamo nella loro dirigenza, e i ragazzi qui presenti, che vogliono sapere, vogliono conoscere la saggezza dei più anziani per affrontare meglio il futuro. Questa è Montebelluna. Dal volley al tennis con il Tennis Club di Spresiano che ha festeggiato 60 anni di attività. C'era una volta il tennis, quello delle racchette di legno e i completini in stile Wimbledon, quello fatto dai gesti bianchi, dall'eleganza e dalla nobiltà di uno sport che oggi sta riconquistando tutti gli italiani. Al Tennis Club Visnadello hanno voluto celebrare anche così i 60 anni di storia di questo club, uno dei più longevi in provincia, intitolato a Pietro Burei, imprenditore e benefattore della zona, e voluto dalla parrocchia locale ancora prima dei campi da calcio. Un club che addirittura arrivò alla finale di Coppa Italia nel 1979. Solo 2 campi, ma tanta passione e volontà, come ricorda il presidente. Un esempio di puro volontariato, perché è nato nel 1964, i primi campi sono stati costruiti nel 1965 e si sono succeduti una serie di consiglieri e presidenti che hanno sempre messo buona volontà, nessuno qui è remunerato. Ci divertiamo dai mesi di marzo, aprile fino a novembre, tempo permettendo, e abbiamo circa 150 soci. Campi che sono un fiore all'occhiello, ben conosciuti per i tornei federali organizzati e per la loro qualità. Sono campi eccezionali, abbiamo avuto la fortuna di avere dei manutentori che ci mettono anima e corpo, tra cui Paolo Toniato, e quindi veramente qui possiamo dire che quando piove, dopo qualche ora riusciamo ancora a mettere in campo le persone a giocare, che non è una cosa facile, soprattutto di questi tempi su campi in terra battuta. Un circolo che unisce persone più avanti con l'età e piccole leve che aspirano a diventare come i campioni che vedono in TV. Chi è il vostro campione preferito? Alcaraz, Sinner. Qual è e tu Matteo?
Il papà. E poi c'è Wimbledello, l'omaggio al torneo più bello del mondo. Questa è una tradizione che portiamo avanti da molti anni, a ogni 25esimo, 50esimo onoriamo il tennis andando con un abbigliamento un po' più, diciamo, regale e un po' più sobrio. E per finire le celebrazioni, cena alla casetta degli alpini, ricordando però una cosa importante per chi ama il tennis. C'è un re ed è Roger Federer, qua l'80% usano il rovescio a una mano, il rovescio a due mani, diciamo che è un trend che ti fa portare a casa molti punti, però non ha la stessa eleganza. E adesso la musica con Red Canzian che ha portato il Casanova proprio a Venezia sul palco di Piazza San Marco. Casanova torna a casa nella sua Venezia e nella cornice di Piazza San Marco. L'opera pop firmata Red Canzian si è riempita di nuove suggestioni. Musica, teatro, effetti visivi sul palco, un colossal teatrale che dal 2022 a oggi, quando esordì proprio a Venezia, non smette di stupire. E San Marco, teatro naturale, ha trasportato il pubblico nel Settecento del Grande Seduttore, portato in scena da 21 artisti e 10 ballerini acrobati, 35 i brani cantati in un'alternanza continua di scenografie e costumi. Direttore artistico Canzian e gli straordinari interpreti del musical, il tributo del pubblico, che al prossimo appuntamento in Piazza San Marco vedrà salire su questo stesso palco niente meno che Patti Smith. Venezia ovviamente la patria del turismo, ma anche Treviso da anni, come sappiamo, una delle mete turistiche del Veneto, italiani ma anche molti stranieri e non solo vengono in città durante un soggiorno a Venezia, ma si organizzano per trascorrere almeno da 1 a 3 giorni visitando il centro storico per apprezzare la nostra cucina e l'immancabile prosecco. Ma non è sempre stato così, anzi 40 anni fa più o meno, complice settori come il metalmeccanico e un tessile abbigliamento molto forte, si credeva poco al settore dell'accoglienza turistica, come testimonia un servizio del telegiornale dell'estate 1987 che vi proponiamo come sempre nella nostra consueta rubrica. L'ha trovato per noi come sempre Lucio Zanato. Guardate. I turisti a Treviso, eccoli qui, sperduti nel centro cittadino, mentre si guardano intorno corrono dietro i 4 colombi di Piazza dei Signori. Un'immagine desolante se si pensa alle potenzialità che questa Treviso ha e non sfrutta. Per i turisti o per chi resta in città, infatti, pochi gli svaghi. Va bene, la meta prima dei foresti resta pur sempre l'incantata Venezia, ma questo non è certo un buon motivo per sedersi e restare a guardare. C'è chi, per vivificare questa città suggestiva e coccola, come molti la definiscono, non sta proprio con le mani in mano, ma si tratta purtroppo di episodi sporadici che non rientrano in un preciso programma promozionale. I turisti quindi fanno mea e ripartono immediatamente verso altri lidi. Da dove venite? Da Norvegia. E cosa avete visto qui in giro per Treviso? Finora niente, siamo andate proprio qui, adesso. Cosa stavate cercando? Stiamo cercando un negozio. È chiuso ancora? Sì, ancora. Poi ci fermiamo un'ora e andiamo a Venezia. E che fa la gente di sera qui a Treviso? Come diciamo così, divertimenti la sera, purtroppo in città non c'è molto, come sapete. Per fortuna in piazza adesso hanno aperto alla loggia, hanno avuto l'idea, c'è qualcuno che ha avuto la fortuna di poter gestire questo locale, hanno riaperto in Piazza dei Signori, hanno messo il caffè concerto, queste cose qui, e quello è senz'altro un'attrattiva molto importante e determinante per il turista. Qualcuno comunque ha deciso di risvegliare la città da questo sonno estivo. Si tratta del Consorzio Treviso Viva, costituitosi nel maggio scorso. In particolare il programma dell'ente parla di miglioramento della viabilità, dei parcheggi e dei servizi che la città offre. Inoltre, e in questo dovrà fare i conti con i commercianti, chiede il prolungamento dell'orario di apertura serale dei negozi e degli esercizi pubblici consorziati. Sarà questo il flauto magico che porterà il turismo a Treviso? Il turismo quasi 40 anni fa, siamo davvero in chiusura, mentre vi faccio vedere dal sito di Repubblica
il violento nubifragio che si è abbattuto su Milano con una donna morta a Robbecchetto per la caduta di un albero. Come sapete in Lombardia il fronte è drammatico. Vi ricordo che c'è l'allerta arancione anche nelle prossime ore in Veneto. Si sono sviluppati dei violenti acquazzoni, anche delle grandinate anche nei nostri territori, per il momento senza criticità particolari. Però la situazione è da monitorare, perché è previsto un peggioramento proprio nelle prossime ore, quindi l'allerta arancione che resta. C'è solo da ricordarvi che per le forti piogge, come ha indicato ANAS, poco fa, c'è stata la chiusura della 51 a Vittorio Veneto, perché quindi l'Alemagna Vittorio Veneto, perché i pluviometri installati sulla frana del Fadalto hanno fatto scattare l'allarme, quindi il Fadalto chiuso. Quindi la situazione, insomma, in questo momento la chiusura della 51 Alemagna Vittorio Veneto per questo motivo. Situazione in aggiornamento, vi terremo aggiornati anche nelle prossime ore. Grazie per averci seguito, arrivederci.